Vi è stato un tentato omicidio nel 2020 e mentre invece si è passati dal 2020 al 2021 da 0 a 5 omicidi, ma al di là dei numeri si tratta della gravità dei fatti che sono stati commessi e che hanno scosso tutta la comunità vicentina. È il primo dato, tra quelli messi in risalto dal Questore, a evidenziare la drammatica situazione femminicidi e violenza sulle donne nell'ultimo anno a Vicenza. Per questo il prefetto ha accelerato le procedure per arrivare alla stipula di un protocollo d'intesa tra tutti gli enti coinvolti per fare rete e sostenere le vittime che decidono di fare denuncia. Un fenomeno in aumento e che va contrastato. La prossima settimana la Regione Veneto concerterà le linee di intervento con una modalità simile al protocollo appena firmato, ma su scala regionale. In un organismo e uno strumento di questo tipo noi riusciamo anche a capire chi fa cosa ed è importante quando ci sono tanti soggetti e tanti attori che partecipano poi a delle dinamiche di questo tipo nella presa in carico iniziale. La presa in carico che può essere sanitaria, che può essere legata alle forze dell'ordine, che può essere legale, fino a poi arrivare alla presa in carico sociale, di sgancio, di autonomia o comunque di uscita da un percorso di un certo tipo. È un grande risultato che abbiamo perseguito per parecchio tempo, abbiamo lavorato come Comune di Vicenza e Servizi Sociali a questo progetto. Poi la Prefettura ha fatto da regia in maniera egregia, ha messo al tavolo tutti gli attori principali, c'è uno strumento in più che permetterà di tutelare le donne dalle violenze di genere, quindi da questo punto di vista è un grande risultato per Vicenza, speriamo che possa essere di aiuto per prevenire i fatti che hanno purtroppo caratterizzato anche le cronache locali nei mesi scorsi.